Quanto è inquinato il canale di Rionovo e da cosa? Allora, l'unico parametro che dà delle segnalazioni interessanti è il biossido di azoto. I tassisti Acque di Venezia contro il provvedimento comunale delle targhe alterne. La categoria compatta ha dato incarico a un tecnico di equiparare i dati ARPAV con quelli scaturiti dall'esito della sua stessa indagine, una mole di dati con grafici, foto e prospetti di oltre 40 pagine e riferita ai 7 mesi del prima e dopo targhe alterne e così ai 2 anni precedenti. Ne è emerso che i valori riferiti al biossido di azoto, di cui fa riferimento il divieto di Cafarsetti, non è imputabile agli scarichi dei taxi acquei, a dirlo il tecnico. Mai nei periodi di analisi dal 2017 al 2019 è stato superato il limite di legge per la tutela della salute pubblica. Siamo sempre al di sotto dei 200 microgrammi per metro cubo. L'ARPAV infatti comparava i dati di Venezia centro storico con l'unica centralina a Rionovo rispetto alle 2 in terraferma a Marghera e Mestre, ma se nelle vie della terraferma, rispettivamente Beccaria e Tagliamento, si hanno giardini e parchi intorno, in quella della laguna si hanno soltanto palazzi, con il conseguente effetto canyon, cioè con il rio chiuso a parete, dove in mancanza di un polmone verde la concentrazione di inquinamento è maggiore. Che segnalano, come per il resto dell'area metropolitana di Venezia e dell'intera zona padana, delle elevate concentrazioni di polveri e d'estate di ozono. Il provvedimento dunque, oltre ad essere inefficace, è pure dannoso. Diciamo che ha spostato così i percorsi in un'altra parte della città, quindi non risolve completamente il problema, ma bensì lo sposta in altri punti, allungando i percorsi e quindi molto probabilmente aumentando anche l'inquinamento in tutta la città. Categoria che ora chiede al Comune un incontro per l'istituzione di un tavolo permanente e congiunto.